cioè la politica è indispensabile per poter vivere insieme. E stamattina quello che mi ha colpito veramente è stato il fatto che le persone che sono venute hanno detto che nei luoghi dove sono riusciti e partecipano ai presidi, a questi comitati, eccetera, c'è la partecipazione che è l'elemento fondamentale, cioè tutti possono accedere, non c'è bisogno di una tessera, ma chi viene dice, dopo un po' dice, beh, io sono parte e perciò non solo vengo qui perché mi interessa l'argomento, oppure non solo vengo qui perché mi piacciono queste persone o perché sono i miei vicini di casa, ma vengo anche qui perché assumo una responsabilità. E io penso che per ricostruire la politica e per essere cittadini come si deve servono queste cose, cioè avere dei problemi, capire anche quali sono i problemi importanti per noi e che possiamo condividere con gli altri in un ambito pubblico, perché poi c'è l'ambito privato, perché io con i miei vicini di casa posso parlare di cose private, e poi assumere la responsabilità di dire, per quello che mi compete io un po' voglio andare avanti. Io credo che queste esperienze, io le leggo così e sono fondamentali, e quindi diciamo un problema, adesso vi dico un problema invece che mi è nato nel sentire tutte queste esperienze e anche quelle che conosco io. Di queste esperienze, che io sappia, non ce n'è neanche una che è nata, sì, dal Molin, ecco l'unica, no, del Molin, che è nata in una realtà urbana, però Vicenza è una città piccola. E questo secondo me è una questione che io mi pongo e che vi pongo, perché è una questione che poi nel futuro secondo me diventerà importante, anche se questi comitati, questi gruppi riusciranno appunto a crescere, a fare crescere la democrazia, si porrà, perché la maggior parte delle persone, la maggior parte dell'umanità vive in realtà urbane, che sono diciamo organizzati in modo tale da rendere difficilissima la creazione di solidarietà, di relazioni, di gruppi. Non ci sono i luoghi, perché tutti i luoghi sono costosi, è difficile trovarsi, è difficile. E però in qualche modo bisogna, cioè in realtà le persone che vivono in città sono molto più, non vuol dire alienate, però è una parola usata in modo sbagliato, cioè fanno più difficoltà a fidarsi degli altri, fanno difficoltà a fidarsi del vicino, quindi è più difficile, però bisogna trovare un modo. Sono anche le persone che non sempre, ma spesso soffrono di più, perché comunque soffrono di problemi ambientali, soffrono di problemi economici, o così, quando si parlava del cibo oggi a pranzo, mangiata così bene, e poi si diceva il cibo e così, anche lì raramente riescono, non a prezzi altissimi e poi spesso comunque no, a procurarsi del cibo degno di questo nome. Quindi diciamo la questione del coinvolgimento delle realtà urbane è importantissimo, perché sennò poi anche chi detiene il potere dice ma questi sono 300.000 e voi siete 20, quindi è una questione di democrazia che i 300.000 spazzino via il territorio, oppure sì, siamo nella realtà, cioè devastino il luogo dei denti per potere. E questa è ad esempio una cosa che mi sono posta stamattina sentendo questo, e insomma non riesco a risolvere, anche se nelle città ci sono esperienze di comitati, ma sempre con molta difficoltà, e poi con una vicinanza ad esempio dei mass media che sono sempre pronti a attaccare violentemente fino a criminalizzare, ma comunque anche proprio attaccare direttamente coloro che si pongono al di fuori delle normali relazioni di potere che oggi in Italia sono semplificate o al di qua o al di là, e chi pensa è fuori, insomma. E detto questo, ancora voglio dire un po' senza nessuna antipatia verso chi l'ha steso. Io ho letto questo cosiddetto documento, però non ho capito bene perché io dovessi leggersi, perché dovevo parlare qui e così, ripeto, non so che no, io l'ho letto, no, penso sempre che bisogna rispettare e anche ringraziare chi
fa uno sforzo di scrivere qualcosa, per cui io non so chi sia, ringrazio così, però non mi è piaciuto niente perché in questo documento cioè, si cerca di fare un passo molto lungo avanti cercando di trovare l'ispirazione per una proposta di anche buona politica, immagino delle intenzioni di chi l'ha scritto, però ci sono talmente tante cose che nella buona politica che vorrei mancano che io vorrei dire solo una cosa, cioè io ad esempio non farei mai politica in un posto qualunque che non metta tra i primi punti di contenuto la questione delle donne, perché la questione delle donne è così un segno di ingiustizia, di diseguaglianza, così grave nella nostra società, in tutte le sue articolazioni, di destra, di sinistra, di sopra e di sotto, e lo si vede, perché oggi il gruppo al potere, così anche io dico la mia cosa politica sull'onda della TV, il gruppo al potere che è al potere adesso, questa destra che sta facendo, quasi nel totale silenzio, perché non c'è reazione sui punti, che sta cambiando, facendo quello che desideriamo. Tutti hanno detto, cioè tanti hanno detto, ah che bello, sono contento che ci sia questa crisi perché finalmente, anch'io l'ho pensato naturalmente un po', possiamo vivere più semplicemente, pensare alle cose fondamentali della vita. Ma non è così, perché questo gruppo di potere decide di fare un eccezionale, io non lo posso dire. No, non penso a tutti a casa, mentre intanto un eccezionale boom di speculazione edilizia, che siamo già pieni. Il ponte sullo stretto di Messina, non voglio allungare lei, però quello che voglio dire è che le cose che fa, che si potrebbe dire soffriamo un po' e poi cerchiamo di mettere le cose migliori, non è così. E pensate alle donne, ad esempio, perché voglio anche essere concreta, l'aumento della pensione alle donne, forse in un'ottica diciamo di logica, cioè di pura giustizia teorica, è giusta, però voi vi rendete conto che le donne guadagnano il 30% di meno degli uomini in questo Stato e che quei soldi che loro faranno risparmiare non andranno a loro, che ci sono donne nel settore privato che non ricevono interamente lo stipendio quando vanno in maternità, che è vero che le donne hanno questo cosiddetto piccolo vantaggio, ma che questo piccolo vantaggio solo in minima parte copre il fatto che le donne dai 60 ai 65 anni, no, in quegli anni lì, che poi non tutte vanno in pensione così presto, perché possono comunque andare avanti, coprono quel gap dell'investimento mancante in Italia nel settore dell'assistenza. L'Italia investe circa il 18%, la media dei paesi europei, compresi quelli dell'est che hanno scelto di fare come Bush, cioè la Polonia, la Cecchia, eccetera, che hanno scelto cioè di non investire niente, per la media è diventata, abbassandosi, il 33%. Ora questo 15% di assistenza gratuita, prestata gratuitamente, viene fornita dalle donne, bambini, anziani, malati, disabili, dalle donne. Quindi adesso questo, io credo che come minimo questi esponenti della sinistra che sono d'accordo con questa proposta, finalmente fanno la cosa bipartisan, dovrebbero dire che questi soldi che verranno presi costringendo quelle donne a lavorare 5 anni di più, poi le donne hanno sempre tutti i lavori peggiori, sempre i livelli più bassi, eccetera, eccetera, le frustrazioni. Quei soldi dovrebbero andare come minimo a migliorare, cioè andare a questa situazione, invece hanno intenzione di utilizzarli per qualcos'altro. Scusate, mi sono un po' dilungata su questa cosa, però effettivamente io, insomma, poi tanti non mi conoscono, però non credo che chi mi conosce, oppure vi posso dire che non sono insensibile al lavoro comunque, no? Al fatto che bisogna insomma, stare attenti agli stati più deboli, ma io dico che tra gli stati più deboli bisogna considerare questo, anche nel documento si parla di immigrati, io parlo di immigrati e di immigrate, e se voi guardate il lavoro, la condizione privata, l'esercizio di diritti, le violenze, le soprusi a cui vengono sottoposti, credo che ci sia ancora bisogno di una differenziazione, di un'attenzione, non per abbandonare i uni naturalmente, ma perché non sia così tutto non sia mescolato tutto quanto.
Ecco, io vi ringrazio di avermi ascoltato.